unica come te. Oh, i 99 Posse sono tornati, abbiamo presentato qui il disco in anteprima e questo è il singolo Combat Reggae. Peppe Ruotolo, tanti auguri di buon compleanno. Grazie. Oggi tanti auguri, oggi tu compi 51 anni, me l'ha detto il tuo vicino di casa Alfredo Majorano, che come sai lavora con noi. Ecco, allora tu però domenica fai un'altra grande festa al Teatro Italia di Acerra, perché tu sei un direttore di una io sono il regista dei Liberi Geni Attori di Acerra. E una volta il regista si chiamava pure un direttore, no? Vedi Edoardo? Sì. Ecco, allora la compagnia Liberi Geni Attori presenta 14 pittori. Pittore e Vindiroi Avaz di Gaetano Di Maio in 2 atti. Oh, la grande famiglia Di Maio che tanto ha dato al teatro e che purtroppo ce ne scordammo sempre, insomma. Meno male. Noi non ce lo dimentichiamo. Ma io perciò ho voluto sponsorizzare questa Teatrando all'Italia, questa prima rassegna di teatro amatoriale che si tiene al Teatro Italia di Acerra. Sì. Allora, che spettacolo è? Rim, Chiagnim, vai, raccontacelo. Allora, in modo più assoluto, chi ci viene a vedere se fai Shankar e Resata, vi facciamo venire fritto in cuolla e non vi facciamo a dormire. Inizio con questo slogan, insomma, con noi si chiude questa meravigliosa prima rassegna di teatro amatoriale che ha organizzato il nostro buon Gaetano Toraldo e che dal 13 è iniziata e con noi si chiude l'8 maggio. Anche se noi andiamo anche il 7 maggio domani, sì. Però la rassegna si conclude l'8 maggio. Sì. Insomma, io ovviamente volevo invitare sia te. No, io vengo domenica 15, lo sai, no? Facciamo il gran gala finale con i premi, con mia sorella Maria Arca. Certo. Insomma, sarà una serata divertente di musica, ma soprattutto sempre per valorizzare il vostro lavoro. Dei cosiddetti amatoriali del teatro, che a me mi piace assai dire amatoriale perché voi l'amate pazzamente, più spesso molto più dei professionisti, diciamolo pure. Lo facciamo con grande passione e lo facciamo gratis e diciamo, per quanto mi riguarda, noi usiamo mi senti? Peppo, ma che stai dicendo? Che fai, Peppo? No, usiamo il palcoscenico per fare anche beneficenza. Ma che fai? Assolutamente sì. Ma no, la beneficenza le fa a me. Quando vieni? Quando vieni, perché no? Dai, sto scherzando. Sto entrando nel personaggio che devo chiamare un protagonista di Gomorra 2, capito? Sto entrando nel personaggio, ho fatto la prova con te che sei un regista. Ecco. Peppe, tanti auguri, ci vediamo il 15 ad Acerra, un abbraccio. Grazie. Radio Marte. Unica come te.